Luca Zaia annuncia per il 2015 un piano straordinario per il lavoro da 760 milioni di euro di fondi europei destinati ai 200.000 disoccupati veneti. Le linee di investimento saranno sugli over 50, quindi chi avrà più di 50 anni, la fuga di cervelli, quindi i giovani, e poi ovviamente le imprese, l'aiuto alle imprese che è fondamentale. Il governatore nella lista dei desideri mette anche il rilancio di Porto Marghera con il manifatturiero e una rinazionalizzazione del comparto. Gli indicatori internazionali ci dicono che i costi del lavoro in Cina piuttosto che nei Balcani sono costi che iniziano a diventare alti, quindi non più sopportabili, e per questo motivo è oggi possibile ripreventivare la manifattura qui da noi. Da un'emergenza all'altra, con i dipendenti delle province sul piede di guerra, rischiano concretamente il proprio posto di lavoro. In mattinata primo tavolo tecnico per trovare una soluzione. La situazione si risolverà, il problema non l'hanno creato le regioni ma l'ha creato il governo, legiferando in maniera frenetica e anche distonica. Per cui oggi ci troviamo con 1500 persone in Veneto che hanno giustamente la preoccupazione del loro posto di lavoro. Una soluzione si troverà. Dalla giunta di oggi prime azioni concrete contro le trivellazioni in Adriatico. Perché non possiamo accettare che in un catino d'acqua come l'Adriatico ci sia qualcuno che davanti alle coste croate faccia le trivellazioni e poi i danni li paghiamo noi. Sul fronte sicurezza Zaia è tornato a chiedere l'esercito sulle strade. Qualcuno rievoca i Vespri siciliani o altre cose, io dico che semplicemente servono uomini, gli uomini ce li abbiamo, sono nelle caserme, spesso non sono in attività, portiamoli con un coordinamento, visto considerato che c'è il tavolo di coordinamento provinciale per l'ordine pubblico, e diamo la possibilità che forze di polizia si integrino con l'esercito. Il presidente della giunta regionale chiude con un duro commento sul giorno delle elezioni, fissate quando all'Aquila verrà celebrata la Dunata Nazionale degli Alpini. Beh, se è così è un'immonda schifezza, perché vorrebbe dire non riconoscere un diritto democratico che è quello del voto, considerando che la Dunata si fa all'Aquila e dall'Aquila al Veneto di strada ce n'è, e i nostri alpini debbono andare all'Aquila perché non c'è adunata senza i veneti, vuol dire che si è deciso di non far votare i veneti. Semplice.